A dare il via al referendum sull'autonomia del Veneto è stato stamane il presidente della regione Luca Zaia, che si è presentato al seggio nella scuola elementare di San Vendemiano poco prima delle 7, quando era ancora buio. È stato il governatore il primo a votare, seguito dalla moglie Raffaella. Un po' più tardi a Treviso il sindaco Giovanni Manildo non è mancato all'appuntamento con le urne ed ha infilato la scheda nel seggio della scuola 1° maggio. I seggi per votare al referendum sull'autonomia del Veneto resteranno aperti questa sera fino alle 23. Sono 4.068.558 i veneti, compresi 330.000 residenti all'estero, che hanno diritto al voto. Ai cittadini si chiede di rispondere al quesito: vuoi che alla regione del Veneto vengano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Si vota fino alle 23, quindi inizierà lo spoglio per il conteggio dei sì, dei no e delle eventuali schede bianche o nulle. La Marca trevigiana, la provincia con il numero di elettori più consistente, 763.833, a Rovigo il numero più basso, 202.630, a Belluno, dove gli elettori sono 209.678, le schede sono 2, perché si vota anche per l'attribuzione di una maggiore autonomia della provincia dolomitica. 4.739 le sezioni elettorali nell'intera regione. Per votare gli aventi diritto devono recarsi nel loro seggio abituale, quello indicato sulla scheda elettorale, ma trattandosi di un referendum consultivo non è necessario presentarla, basta esibire un documento di identità. Per questo motivo la scheda non viene timbrata. La prova del voto è una ricevuta appositamente stampata per questa consultazione, che avviene contemporaneamente a quella della Lombardia, ma che, a differenza della regione confinante, prevede un quorum di validità. In Veneto, infatti, deve recarsi alle urne il 50% più uno degli elettori.